cari amici del Marietto Veneziano, benvenuti a questo canale. Oggi vedremo, come avete visto nella mascherina principale, tramite le nostre sibille, se ci sarà un ritorno di lei o un ritorno di lui. Quindi partiamo subito con le nostre sibille, diamogli subito una mischiatina e poi vediamo cosa ci dicono con la selezione dei 3 mazzetti. Mischiamole bene. Voilà. E adesso facciamo 3 mazzetti e voi dovete pensare, fermarvi un attimino, pensare ardentemente a un mazzetto e di conseguenza poi farò la stesa. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bene. Ecco i 3 mazzetti, vedete? Il mazzetto numero 1, il mazzetto numero 2 e il mazzetto numero 3. Ripeto, mazzetto numero 3, mazzetto numero 2, mazzetto numero 1. Concentratevi bene, se volete fermate anche il video. Concentratevi bene e scegliete il mazzetto. Un bel respiro, 1, 2 e 3. Alla domanda ci sarà un ritorno, se lui o lei torneranno, Vediamo. Partiamo col mazzetto numero 1. Donna maritata, sacerdote, consolante sorpresa, deliranti e domestico. Vediamo meglio ancora. Ripeto, donna maritata, sacerdote, consolante sorpresa, deliranti e domestico. Alla domanda se ci sarà un ritorno. Allora, noi vediamo qui con donna maritata e sacerdote che le cose sono messe molto bene, perché donna maritata sicurezza, sacerdote persona di grande pensiero, profondità e di giustizia, consolante sorpresa ci indica chiaramente che la cosa si farà. Anche se è seguita da deliranti, ci saranno dei momenti in cui la cosa sembrerà un po' destabilizzante, ma abbiamo in fondo il domestico che è un personaggio fedele, sempre sicuro, in cui noi possiamo abbandonarci perché siamo sicuri che lui ci servirà sempre. Quindi con donna maritata di partenza e domestico alla fine sappiamo che col sacerdote in mezzo e grande consolante sorpresa noi siamo sicuri. Attenzione perché con deliranti potremo avere dei momenti di sconforto. Quindi col primo mazzetto sicuramente ci sarà un ritorno, sì. Un ritorno di grande stile, grande classe, per via anche del sacerdote che ci fa capire che sarà una cosa studiata molto bene, non sarà una cosa leggerina. E adesso vediamo il mazzetto numero 2, perché ho scelto mazzetto numero 2, vediamo cosa ci dicono le sibille chiacchierine. Gran consolazione, pensiero, stanza, sospiri e nemica. Allora vediamo ancora bene, gran consolazione, pensiero, stanza, sospiri e nemica. Ecco, qua alla domanda ci sarà un ritorno, vediamo che noi stiamo aspettando con soddisfazione questo momento. Siamo un po' in pensiero, ma la cosa è sicura. La stanza sta a indicare anche un ambiente sicuro, protetto. Siamo sempre in sospiri, ma vedete l'albero che indica sempre speranza e che la cosa potrebbe andare molto bene. In fondo però c'è qualcuno che sta pettegolando contro di noi, che è una nemica, quindi bisogna stare attenti. Però diciamo che siamo in attesa, pensierosi, la stanza sta a indicare che sarà una cosa sicura, siamo sempre in bilico perché sospiri è seguita da nemica e quindi di conseguenza abbiamo sempre una spina nei fianchi che non è detto che faccia troppo male, per il semplice fatto che con la stanza davanti la cosa molto probabilmente si farà, solo che dobbiamo stare attenti alla nemica che abbiamo sulle costole, che potrebbe essere anche qualcosa di spirituale, qualcosa che abbiamo incontrato o per strada o nei vari social. Quindi anche nel secondo mazzetto, anche se c'è questo pensiero e questi sospiri, vedo gran consolazione e stanza che alla fine farà in modo che la cosa andrà a buon fine.
solamente che sarà un po' in salita per via di questa nemica. Quindi anche nel secondo mazzetto la cosa ci sarà, ma sarà un po' più impegnativa. Vediamo adesso il terzo mazzetto delle sibille chiacchierine. Cosa dicono alla domanda ci sarà un ritorno? Disgrazia, casa, mercante, ammalato e amica. Nel terzo mazzetto invece vediamo subito che la situazione parte in salita, parte molto male perché abbiamo disgrazia, che però viene fermato da una casa e da qualcuno che sta pensando molto a un mercante, a un personaggio molto intelligente, molto dotato, che sa come gestire le situazioni economiche, ma non solo economiche e materiali, ma anche di altro tipo e stile. Poi vediamo questo ammalato che ci porta un po' di abbattimento morale, però abbiamo un'amica che ci dà sempre una mano. Quindi l'inizio di questo ritorno, se ci sarà durissimo, però con casa e mercante vedo che ci sono delle grandissime possibilità, perché il mercante non si ferma davanti a una disgrazia, anche se la cosa sarà rinnovata tramite una malattia e l'aiuto di una vostra amica. Quindi con mercante e amica e questo rinnovamento dopo la malattia, molto probabilmente anche nella terza stesa, nel terzo mazzetto, qualche chance, qualche possibilità c'è. Certo, non è una possibilità bellissima perché partiamo già subito in salita con disgrazia, però con amica e mercante, che sono due carte molto forti su questa domanda, e la casa, io sarei tranquillo se fossi voi. Ci sarà un ritorno, certamente non sarà un ritorno come nel primo mazzetto, però ci sarà. Quindi, cari amiche o amici, state tranquilli, siete protetti da casa e quindi alla fine la cosa con un'amica al mercante evolverà nella giusta direzione. Quindi nel terzo mazzetto diciamo che la cosa si potrà fare. Certo, non è come il primo mazzetto era partito molto bene, molto positivo. Quindi tutto sommato diciamo che chi ha scelto il primo mazzetto la cosa si farà molto bene, ci sarà un ritorno alla grande. Chi ha scelto il secondo mazzetto anche, però sarà più impegnativo, e nel terzo mazzetto con la partenza subito di disgrazia, di fuoco, insomma la cosa sarà in salita, ma anche lì se sapete lavorare bene ci sarà un bel grande ritorno anche per voi. Bene cari amici, anche oggi il vostro Marietto veneziano vi ha dato questa pillola sulle sibille. Vi ringrazio di avermi seguito fino qua, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di De Garda e di Marietto Veneziano, di venirci a trovare sui nostri social, soprattutto su Facebook, e di iscrivervi anche ai gruppi di De Garda e Marietto Veneziano, ed eventualmente anche di fare un giro per scaricare gli ebook gratuiti di radiostesia e radionica sul sito del capitano.altervista.org. Vedete qui sotto in descrizione i link per potervi collegare direttamente. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!